Alessandro Gandolfo, imitatore siciliano, come nasce questa passione per l'arte dell'imitazione? Ma fin da piccolo sicuramente c'era questa predisposizione nel trarre le cose particolari delle persone e magari imitare. Gandolfo da Marsala. Buonasera! Ciao Alessandro! Grazie! Ciao Luisa! Baciamoci! Signori in ascolto, siete collegati con quelli che il calcio, grazie. Da dove Bruno Pizzola augura buonasera e buon ascolto. Potete ascoltare l'inno nazionale, ma il Giappone senza Olli e Benji scende in campo con Samurai, Tammutai, Tachunkai, Yokupoku Mayoko, Orino, sui muri e sopramoto, non gioco mai, inciampai, cascai, il fico mi mangiai e alla fine mi ammalai, allenatore Nakakata di Yoko. Grande, grande. E voi, grande. Lorenzo Giovanotti, vai! Radio Baccano sulle mani tutti insieme fuori italico. Tutti! Oh yeah! Se io potessi essere Silvio Berlusconi, se io fossi capace togliere le opposizioni, e se devo dirla tutta, c'è casino in Parlamento, tra Olivo e Margherita è sempre il solito lamento. Grazie, ciao ragazzi.